Corretti, un antidoto al luogo comunismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a Carlo Cambi che vedo già collegato con noi. Grazie Carlo per essere... Grazie Carlo, come sempre, come tutti i mercoledì. Allora, come va da quelle parti? Ti sei svegliato presto? Hai fatto... Siamo in mezzo agli infedeli, lei cardinale non ci porta parole di verità e noi siamo costretti a combattere questa battaglia di fede per la libertà di tutti. Allora, stamattina ti sei alzato presto, hai fatto la tua bella rassegna stampa sul canale della Verità. E allora la spremuta di oggi che ci consegni qual è? Cosa c'è di interessante sui giornali che hai letto? C'è una idiozia dilagante sui giornali italiani. Che si annida dove? Che si annida in tutte le prime pagine dei giornali italiani. Cioè, questi non hanno capito assolutamente nulla. Di che? Di cosa? Ma della guerra, di quello che succede nel mondo, di quali sono i valori in campo. Si stanno domandando i nostri sublimi e fini editorialisti se il conflitto in Iran sia condotto da Netanyahu o da Trump. Non hanno capito una mazza. Sai che vuol dire non hanno capito una mazza? Cioè, non hanno capito. Poi c'è un Veltroni che, ragazzi, cioè andrebbe incorniciato. Tu capisci, questi hanno ancora la pretesa di contare in Italia. Cioè sono completamente idioti. Ma lasciamo ma fammi fare una battuta stupida, ma ieri sera per caso giravo la TV e cosa e mi vedo il Bersani. Un'altra volta. Sì, capisci? Ma sono sempre quelli in Italia. Non hanno capito una cosa, che ci sono due interessi diversi in gioco. Da una parte c'è l'idea di Trump di seccare alla Cina ogni e qualsiasi possibilità di relazione espansiva nel mondo, ok? Perché Trump sta seccando l'energia alla Cina, sta tentando di staccare Putin dalla influenza cinese in modo che Putin non dia più l'energia alla Cina, la quale Cina sta dentro una crisi economica interna spaventosa di cui ovviamente nessuno vuole parlare. Dall'altra c'è il signor Bibi Netanyahu, che è probabilmente una canaglia, ma che ha in testa una cosa straordinariamente semplice da raccontare, e cioè la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran, teocratica dell'Iran, prevede, mi pare all'articolo 4, che la Repubblica è fondata sull'esigenza di cancellare lo Stato di Israele. Ora, che Netanyahu abbia voglia di farla finita definitivamente con l'Iran mi pare più che legittimo, o quantomeno, se non è legittimo, come dire, commendevole, se capisce perché lo fa, no? Quindi non è che c'è una doppia direzione della guerra, ci sono due obiettivi diversi da ottenere questa guerra, che però sono coincidenti su una cosa: mandare a casa gli ayatollah, punto. Però poi sui giornali si chiacchiera di questo. Per esempio, non ha scritto ancora nessuno, e questo ti dà la misura della non solo ignoranza, ma della genuflessione al mainstream che ha la stampa italiana, che
uno dei motivi per cui paghiamo tantissimo il gas è perché esiste ad Amsterdam la borsa del gas, voluta all'Unione Europea, sulla quale la signora von der Leyen, o detta von Truppen, è tarata con criteri da malati mentali. È tarata con criteri da malati mentali? No, non da calvinisti olandesi che vogliono speculare anche sul respiro della gente. Ecco, da furbi più che da malati, diciamo così. E la signora Ursula von Truppen aveva promesso, vi ricorderete, ai tempi del Covid, che quel sistema di quotazione del gas metano sarebbe stato smantellato. Mi pare che sono passati 6 anni. Infatti. C'è un'altra cosa, la signora von der Leyen non ha messo mano agli ETS, cioè le tasse che si pagano sulle emissioni di gas serra, che sono una puttanata di proporzioni bibliche, ma non le ha tolte di mezzo. E quindi è chiaro che sulla energia europea c'è un gap di prezzo derivante dalle follie europee. Ma c'è qualcuno che ne parla? No. C'è qualcuno che dice che lo stretto di Hormuz non è controllato dagli iraniani in quanto ayatollah, ma dagli Houthi, che sono una banda di criminali assassini contro il quale tutto il mondo dovrebbe operare, non in rapporto all'Iran. E perché non si dice che sono gli Houthi che controllano lo stretto di Hormuz? Perché è più comodo dire che Trump è un porco maiale che sta attaccando l'Iran, piuttosto che dire che il mondo è tenuto in scacco da una banda di criminali protetti dagli ayatollah. Ok? Allora, questa roba qua che invece è interessante è quella che ha mosso Starmer, che conta come il 2 di bastoni quando l'asso di briscola e denari, a dire facciamo un'alleanza, notate, un'alleanza con Merz e con l'Italia per andare a mandare delle missioni navali là. Chi tiene fuori Starmer da questo? Per scortare le petroliere, giusto? Chi tiene fuori da questa alleanza Starmer? Macron. E perché tiene fuori Macron? Per il semplice motivo che Macron è l'unico che oggi ha dichiarato apertamente, per interessi francesi ovviamente, che combatterà l'Iran fino all'ultimo soldato possibile. Finisco. In tutto questo c'è una voce che si è alzata per dire: ma visto che la signora von Truppen ci rompe le balle col patto di stabilità, che la signora Lagarde dalla BCE vuole rialzare i tassi in un momento in cui l'economia è a pezzi, dica: ma che ce ne facciamo di questa Unione Europea che non conta assolutamente nulla e non serve a nulla? E ultima osservazione: perché sui giornali italiani non si parla mai di Monsieur Erdogan? Sì, infatti. Allora, tu capisci che inseguire l'intervista a D'Alema, che ha sulla coscienza alcune migliaia di morti in Kosovo insieme al monarca repubblicano Sergio Mattarella, e che ora pretende di dare lezioni di umanità, inseguire la signora Elly Schlein, inseguire anche la Bortolazzi, che ha detto 3 stupidaggini sulla giustizia senza raccontare la verità, mi fa vomitare. E io tutte le mattine faccio la rassegna stampa con una predisposizione all'essere malmostoso, perché leggo delle puttanate e leggo delle, come posso dirti, delle posizioni iper scontate che mi fanno dubitare dell'intelligenza, ma la motivazione c'è. E te la do da una notizia che ho letto stamattina sul Italia Oggi, giornale che ogni tanto ha delle cose straordinariamente interessanti, che il liceo classico ha perso negli ultimi 10 anni il 15% degli iscritti e che oggi sta sotto il 5%. Ecco, se l'Occidente rinuncia alla cultura greco-latina, alla filosofia e alla capacità critica, i risultati sono i giornali che trovi tutte le mattine in edicola. Il quadro che hai tracciato mi suggerisce alcune domande, Carlo. Secondo te, da un punto di vista proprio pratico, come sta andando questa guerra? Prima domanda. Seconda,
È nell'interesse di Israele continuare questa guerra in questo modo, vista la prima questione, cioè determinando il come sta andando questa guerra, perché a leggere appunto certi resoconti o analisi pare che stia facendo un buco nell'acqua, no? Il signor Trump, da un punto di vista prettamente bellico. Terzo punto, proprio ieri ho parlato di Erdogan e del suo ruolo anche nel Board of Peace, ma non solo nel Board of Peace, perché ovviamente la Turchia è un attore di primo piano che sta nella NATO, che sta nel Board of Peace, che sostiene col Qatar tutti gli estremisti islamici del globo praticamente, e Iran compreso. E che poi è un paese sunnita che ha ottime relazioni unico con l'Iran, paese sciita. Esattamente. Quindi il fattore Erdogan quanto potenzialmente pericoloso è e in che termini di tempo secondo te? Quarto quesito, li affastello tutti e poi ti lascio la parola. La premier italiana adesso sta parlando al Senato, parlerà alla Camera, no? In vista del Consiglio europeo 19-20 marzo e sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Quanto conta realmente l'Italia in questo quadro internazionale? Ma allora, parto dall'ultima. L'Italia conta nella misura in cui detiene una ventina di basi fra americane e NATO. Quello che non capisce la nostra sinistra, ma che fa fatica a capire anche una parte della maggioranza del governo, è che il ruolo strategico dell'Italia, che è la penisola del Mediterraneo, è in questo momento fondamentale per due motivi. Io non capisco perché non siano in grado di guardare le carte geografiche e di capire che il casino di Hormuz è replicabile a Suez e che serve una potenza mediterranea capace di stabilizzare l'area. Perché la Turchia può fare quello che gli pare, stando da una parte e dall'altra? No, tra l'altro, perdonami Carlo, tra l'altro esplicitando la propria posizione, il proprio punto di vista Erdogan in maniera estremamente chiara, cioè Israele è Satana, deve scomparire, speriamo che Allah lo distrugga. Lo ha detto a gennaio, a inizio gennaio di quest'anno, non è che l'ha detto 100 anni fa, e lo ha sempre detto. Quindi non mi pare che sia oscuro il suo intendimento. No, ma voglio dire, scusa. Allora, io che cazzo ci metto nel Board of Peace? Uno così? Sì, ce lo metti perché nel momento in cui ce lo metti, siccome è legato al patto atlantico e siccome la Turchia ha un debito pubblico spaventoso, di cui nessuno si occupa, e che tu puoi strozzare dalla mattina alla sera. Allora. Ok? Che è cosa che fanno regolarmente i cinesi, per esempio, con i paesi africani, ma di questo ovviamente non se ne può parlare, perché per fare male alla Cina vieni squalificato. Ma finivo il mio ragionamento. Sì. Allora, la Turchia si può consentire di dire quello che gli pare perché è paese mediterraneo. E il ruolo dell'Italia sarebbe di costruire nel Mediterraneo un controaltare alla Turchia. Forse agli italiani sfugge che noi abbiamo avuto più o meno dal 48 all'89 un straordinario momento di benessere derivante dal fatto che eravamo la frontiera orientale dell'impero americano contro la Russia, contro l'Unione Sovietica. Ok? Tant'è vero che come crolla il muro di Berlino, crolla l'Italia. Scoppia Tangentopoli, si cerca di liquidare la vecchia classe dirigente, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che gli americani ci abbiano anche fatto pagare un po' grazie Sigonella, ma questo è un altro paio di mani. Oggi l'Italia ha la possibilità, data l'instabilità derivante dal quadrante medio orientale e orientale, di tornare ad essere un presidio strategico fondamentale, solo che gli imbecilli che stanno in Parlamento lo comprendessero e smettessero di fare la rissa. Ma per quale motivo secondo te Macron insiste nel dire la potenza nucleare europea siamo noi, io vado con le mie portaerei nell'area di guerra a dimostrare che i francesi sono importanti, perché sa perfettamente
che la sponda mediterranea della Francia gli consente di esercitare un'egemonia se non la esercitano gli altri, e gli unici due paesi che possono esercitare un'egemonia mediterranea, uno in positivo, uno in negativo, sono la Turchia e l'Italia. C'è qualcuno che sta lavorando a questa ipotesi? Il nostro attuale ministro degli interni, Tajani, che sembra uno che è capitato alla Farnesina per caso, è in grado di avere un quadro geopolitico di mediterraneità in cui spiega il ruolo dell'Italia? Carlo, no. Io non sono un fine analista, però mi pare di non aver mai colto neanche un germe, un embrione di questo tipo di politica che tu vai descrivendo. O sbaglio? Ma il fatto è che non la leggi manco sui giornali e che se io la spiego a Belpietro mi dice che è troppo complicata. Non mi sembra tanto complicata. Prova un po'. A me non sembra tanto complicata, però il problema è che queste questioni non se le sta ponendo non solo la stampa, che vabbè, cavoli suoi, ma mi pare nemmeno il governo. O sbaglio? Il problema è Lasciamo perdere l'opposizione, perché lì siamo nel campo delle centopertiche e delle stupidaggini quotidiane. È proprio quello che non c'è da parte e dubito che nel corpo diplomatico italiano, che è ricchissimo di finissimi strateghi, non ci sia una volontà di riaffermazione della centralità mediterranea dell'Italia. Il problema è che noi ormai non facciamo più analisi, strategie di medio periodo. Siamo affannati, dettati da X. Cioè è una politica folle che insegue le dichiarazioni prima ancora che vengano fatte, convinta che con gli slogan si costruisce un progetto. Invece gli americani, che sono abituati a ascoltare il chiacchiericcio della superficie, ma hanno poi il deep state, sanno dove mettere le mani, così sanno gli israeliani, ancora di più sanno i cinesi, che non programmano a mesi, ma programmano ad anni. E allora il non capire che sul quadrante iraniano è in corso la resa dei conti definitiva fra l'America e la Cina, e che in questa resa dei conti definitiva fra l'America e la Cina si sta inserendo Israele per diventare protagonista dell'area medio orientale, con il beneplacito dell'internazionale sunnita e la rivalutazione degli accordi di Abramo, che sono l'unico strumento messo in campo, quindi spiace perché c'hai sulle scatole Trump, ma messo in campo da Trump per la stabilizzazione di quell'area che è fondamentale come riserva energetica del mondo. Ecco, in tutto questo scenario noi dobbiamo sentire la Schlein, D'Alema, ma anche Tajani, lasciamelo dire, ma anche quelli della Lega, che parlano di minuzie, per non dire dell'Europa dalla quale bisognerebbe veramente a questo punto. Carlo, ti leggo qualche passaggio. Le agenzie stanno riportando, Meloni sta ancora parlando, il suo discorso. Poi facciamo una piccola pausa, poi lo commenti, no? Allora, i primi lanci ANSA ci dicono così, che Meloni sta dicendo che non c'è un governo, il suo, complice di decisioni altrui. Il governo italiano non è isolato in Europa, non è colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. Mi auguro, ha detto Meloni, che la crisi in corso possa essere affrontata con spirito costruttivo. Il governo non si sottrae al confronto parlamentare. Siamo però in un contesto di crisi del sistema internazionale in cui le minacce sono spaventose, ma si moltiplicano interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, e in questo scenario ricade anche l'intervento americano e quello israeliano contro il regime iraniano, tant'è che l'ANSA titola in questo momento: in Iran una crisi tra le più complesse, l'intervento di Stati Uniti e Israele è fuori dal diritto internazionale. Il commento dopo la pausa delle 10:01. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, Carlo, l'intervento di Stati Uniti e Israele, dice Giorgia Meloni, è fuori dal diritto internazionale. E quindi? Allora, questi sono i guasti di vivere in una monarchia repubblicana. Cioè l'Italia? Sì. Ieri il Presidente del Consiglio, Re Sergio Mattarella I, anzi secondo, perché era il secondo mandato. Del Consiglio hai detto, no, giusto? Della Repubblica. No, beh, può essere intercambiabile la cosa. Sì, vabbè, tanto è più o meno la stessa. A Firenze ha fatto un pippone spaventoso su questa roba qua. E ovviamente la signora Meloni, che ha paura di mettersi in contrasto col Quirinale, apro parentesi, continuo a sottolineare che il consigliere Garofano, segretario del Consiglio di Difesa, forse l'organismo più importante che c'è nella Repubblica, ha detto esplicitamente che serviva uno scossone per cacciare questo governo, ma è rimasto al suo posto e nessuno ha detto un piffero, chiusa parentesi. Il noto sito di servizi di informazione naturalmente, Dagospia, ieri ironizzava proprio su questo. Diceva, ma la Meloni non potrà, visto che c'è la riunione del consiglietto lì di guerra, non può chiedere al signor Garofani com'è che era la storia di buttarla giù, del golpetto, del golpuccio contro di lei. Così, Siccome questi hanno una paura fottuta di andare a casa. Perché, tu dici? Sì, lo dico perché hanno una paura fottuta di andare a casa, perché non gliene frega assolutamente nulla del paese. E questo riguarda tutti. Allora, diritto internazionale. Il 72% della popolazione mondiale, 72% vuol dire che un umano, che quasi 3 umani su 4 vivono in regimi dittatoriali o autocratici. Ma di quale diritto internazionale parliamo? Ma se l'Assemblea delle Nazioni Unite è totalmente ma poi Carlo, perdonami, non è per interromperti, ma per seguire il tuo ragionamento. Nel momento in cui poi il Mattarella, la Meloni mi dicono che siamo fuori dal diritto internazionale, io mi faccio quella domandina lì. E quindi ne consegue che? Cos'è che ne consegue? Praticamente. Ma ne consegue che scatta l'articolo 5, chi ha più forza ha vinto. Cioè, non è che... Allora, la domanda è però, se è vero come è vero che il 72% della popolazione mondiale vive sotto regimi dittatoriali, noi vogliamo fare le anime belle che in ragione del presunto diritto internazionale non menano le mani e accettano i soprusi, però poi dopo protestano come farebbe Natali Tocci con le bandierine, o prendiamo atto della situazione e ci comportiamo di conseguenza? Questa è la domanda che vorrei fare. Guardate che, tanto per farci capire da chi ci ascolta, non è molto diversa dalla storia dei ladri che ti entrano in casa e te gli spari e finisci accusato di omicidio volontario. Perché io vorrei che mi spiegasse la Meloni come fa da una parte ad essere d'accordo con chi giustamente dice se entri a casa mia io ti sparo, e quindi se la piglia con i magistrati che poi accusano di omicidio, e poi dire che invece c'è il diritto internazionale per cui Trump ha fatto il cattivone. Senti, te ne segnalo altri 2 di passaggi a questo proposito del discorso di Giorgia Meloni. È sottovalutato ad avere un governo di centrodestra che ragiona come la sinistra e si comporta come tale. Allora, 2 passaggi evidenziati dall'ANSA.
Le basi concesse agli Stati Uniti dipendono da accordi che sono sempre stati aggiornati dai governi di tutti i colori. Nel caso in cui dovesse giungere la richiesta delle basi di utilizzo da parte degli Stati Uniti delle basi italiane, delle basi in Italia, spetterebbe sempre al governo prendere una decisione. In quel caso però la decisione la affido al Parlamento, la parlamentarizzo, dice Meloni. Ribadisco che ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta di utilizzo delle basi. La Meloni si deve anche ricordare che metà di quelle basi sono in condominio con la NATO e che se la NATO decide di appoggiare la missione di Trump, lei può fare tutto quello che gli pare, la NATO le adopera e ed poi è c'è obbligata perché aderisce alla NATO ad usarle. Ed è l'ennesima dimostrazione di non capire nulla, perché la Turchia questa distinzione non la fa. Tra l'altro. E l'altro passaggio che così evidenzio, Meloni ha ricordato la strage delle bambine nel sud dell'Iran. Bisogna che si accertino le responsabilità, perché va preservata l'incolumità dei civili e dei bambini. E questa è la narrazione tipo emergency, no? Per farla corta. O sbaglio? Sì, quindi abbiamo fatto un intervento in Parlamento che è per metà copiato da Mattarella, per metà copiato da Emergency, e la domanda perché io dovrei votare centrodestra, a questa domanda come mi risponde la Meloni? Non so se era il tema del suo intervento, lo escluderei. Torno però alla mia. Ascolta, capisci? Cioè, se io devo accettare che la narrazione, perché siccome lei è stata stuzzicata dalla slime che gli dice che lei è suddita di Trump, deve far vedere che non è suddita di Trump. No, guarda che anch'io ho a cuore le bambine, le stragi di civili e la guerra è fuori dal perimetro del Sì, diritto. io ho a cuore anche la strage dei bambini israeliani, ho a cuore anche la strage dei bambini curdi, ho a cuore anche la strage dei bambini armeni, ho a cuore anche la strage dei bambini uiguri, ho a cuore anche la strage dei bambini del Sud Sudan, ho a cuore anche la strage dei bambini dell'Etiopia. Quanti sono le stragi dei bambini? E quante ne perpetua la Cina? E qualcuno si occupa dei bambini di Cuba? Sono bambini... E qualcuno si fa qualche domanda sui bambini russofoni del Donbass? No, dico, e qualcuno si fa qualche domanda sui bambini tibetani? E qualcuno si fa qualche domanda sui bambini afghani? Così, giusto? Qualcuno si è fatto una domanda sulla sterilizzazione di massa che la Danimarca ha prodotto sulla popolazione degli Inuit in Groenlandia, per evitare che si riproducessero, in modo che per estinzione della razza Inuit le terre più rare della Groenlandia andassero in eredità ai danesi? No, giusto, perché diritto internazionale per diritto internazionale, allora. Appunto, però bisogna tirare anche le somme di questo ragionamento, no? Da che parte mi indirizza questo ragionamento? Dove vado? In conseguenza di questo che faccio? Se l'Italia vuole essere un paese pacifista, lo dica. Può darsi anche che sia vero, sia anche giusto. Però allora usciamo dalla NATO. Beh, allora a quel punto l'ha detta chiara il signor Sanchez in Spagna e fine del discorso. Almeno sì, l'ha detta chiara, no? Sanchez peraltro concede le basi americane da cui sono partiti i caccia e le navi, ma lasciamo perdere. Senza passare per il Parlamento. Siamo immersi in una melassa di ipocrisia intollerabile. Ma questa ipocrisia ci frutterà cosa post guerra? Un calcio nel sedere o un posto a tavola? No. Mi pare che abbia ragione da questo punto di vista il leader canadese. Siccome non saremo invitati al tavolo, saremo la pietanza.
Ecco. Carlo, torno alla prima domanda che ti avevo fatto, anzi due. Da un punto di vista propriamente bellico, secondo te, io non sono un esperto, Ma, non sono un militare, non ci capisco niente, però come sta andando questa guerra, secondo quello che puoi desumerne tu? ma io secondo E me l'altro punto, Israele in questo conflitto ci sta guadagnando o è a rischio pure lui di autogol? no, allora Israele comunque ci guadagna, Mm, perché mal che gli vada ha già ottenuto che il Libano vuol fare un accordo, che la Giordania vuol fare un accordo e che i paesi del Golfo, cioè l'internazionale sunnita, li proteggono, punto. Il secondo guadagno che ha fatto è che della questione palestinese non parla più nessuno. mm. Il terzo guadagno che ha fatto è che, e lì sì, veramente ci vorrebbe un po' di grano salis, che non si allarghino troppo in Cisgiordania perché altrimenti passano dalla parte del torto. Il quarto elemento sul quale Israele guadagna è che se l'Iran viene messo a tacere, il protagonista di quell'area si chiama Tel Aviv, punto. Ok? Gli iraniani per quanto tempo possono continuare a bombardare? Perché a meno che la Cina e la Russia, cosa che ritengo molto improbabile per la Russia, non riforniscano di armi via Corea, per esempio, perché anche di questo nessuno parla mai, no? Cioè la Corea è una minaccia nucleare Già, che è al servizio degli già. interessi cinesi, però per l'amor di Dio non parliamone. L'Iran le munizioni le finisce. So che il Pentagono ha fatto un calcolo che gli manca di distruggere ancora il 10% delle rampe lanciamissili dell'Iran, dopodiché l'Iran è incapace di qualsiasi offensiva. Mm. L'Iran non ha più la marina, aveva 42 navi da guerra, ne sono rimaste 3, e infatti il blocco di Hormuz è fatto dagli Houthi attraverso diciamo così, gli intercettori armati tipo quelli della 10ª MAS, per capirci, degli Houthi. Non ha una potenza di terra ed ha un'aviazione con aerei vecchi di 40 anni. Se la Cina smette di dargli i pezzi di ricambio, non riescono a farli volare. Ecco, l'altro giorno è uscita la notizia che la Corea del Nord, appunto, a proposito di Corea del Nord, è pronta a fornire missili all'Iran. Vero? Falso? No, Probabile? verissimo. Mm. Glieli fornisce via Cina, Mm. ovviamente. Perché la Cina ha un bisogno disperato del petrolio iraniano. Il 20% dell'energia della Cina arriva dall'Iran. Il blocco di Hormuz, che tanto spaventa noi, fa sì che ci siano 5 milioni di vetture della BYD, il colosso delle auto elettriche, Sì. ai quali noi abbiamo spalancato le porte, ferme nei porti degli Emirati, e se loro non le esportano non sanno che farne. Allora, quando noi si parla vedi che la miopia qual è? Siccome noi ragioniamo da tifosi, Trump è un maiale, quindi tutti addosso a Trump, Netanyahu è un maiale, quindi tutti addosso a Netanyahu, e guardiamo il mondo solo da quest'angolo di visuale, non ci rendiamo conto del prezzo che stanno pagando gli altri per questo conflitto. E il prezzo che sta pagando la Cina è altissimo. E la devastazione che questa guerra produrrà in Cina è enorme. E il fatto che probabilmente Trump porta a casa con questa guerra un risultato che sembrava impossibile, cioè di risolvere la crisi ucraina, è molto probabile. Perché Putin è stanco di guerra, è vero, l'economia russa sta messa malissimo e ha bisogno di tornare a esportare petrolio. Beh, l'ha detto chiaramente l'altro giorno Putin. E allora, se Trump convince Putin a mollare la presa su Zelensky, e Zelensky si ricorda di essere un comico malavitoso, e accettano di tracciare un nuovo confine, magari dando autonomia assoluta al Donbass, che rimane ucraino ma diventa protettorato russo, probabilmente finisce anche quella di guerre. Il problema qual è? Ma tu sei veramente convinto
che avendo l'Unione Europea imboccato la strada del riarmo per salvare la Germania, la von der Leyen e compagnia tifino per la pace? Questa è una bella domanda. Senti, la risposta cinese quale sarà, secondo te? Denunci che il clima è prendiamoci in giro e non valutiamo l'effettività dei fatti. Ecco, ti chiedevo, Carlo, la risposta della Cina, secondo te, quale sarà? Zitti e lavorare sotto traccia per destabilizzare il mondo partendo dall'Africa. Quindi non una risposta muscolare. Ma la Cina non fa mai risposte muscolari. La Cina ha la strategia dell'anaconda. Non a caso che quest'anno sia proprio l'anno serpente. Carlo, torno brevemente, poi cambio argomento se sei d'accordo e poi come al solito nell'ultima parte della trasmissione diamo un'occhiata anche ai WhatsApp che sono arrivati e che possono continuare ad arrivare se volete mandarli, anche audio al 340 6709 659. Dopodiché apriremo anche le linee per l'ultima parte della trasmissione allo 02 92 94 7222. Detto questo, volevo fare un passaggio anche su un altro tema toccato dalla Premier Meloni stamani al Senato, poi parlerà anche alla Camera, riguardo all'aumento dei prezzi dei carburanti. Il messaggio che voglio dare agli italiani, ha detto il Presidente del Consiglio, e anche a chi dovesse pensare di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadini e delle imprese, è consiglio prudenza, perché faremo tutto quello che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi, compreso, se necessario, recuperare i proventi della speculazione con una maggior tassazione delle aziende che ne fossero responsabili. E come la vedi questa delle tasse agli speculatori? Una roba che neanche nel peggior momento del Soviet Supremo è stata pensata. Addirittura? Sì. Perché? Perché a me piacerebbe chiedere alla signora Meloni, non soltanto a lei, se mi trovano in un qualsiasi manuale di economia politica la definizione di extra profitto. Che è un altro modo per dire speculazione. Sì, appunto. C'è qualcuno che me lo trova? Una definizione tecnica dell'extra profitto. Cioè, tipo quello del... Sai che dice... Che cos'è bene economico? Bene economico è qualsiasi cosa serva a soddisfare un bisogno purché in quantità limitata. Questa è una definizione. Domanda, mi definisce l'extra profitto? Con questi termini, si definisce extra profitto qualsiasi... Come lo accerti? Qual è l'asticella oltre la quale il profitto diventa extra profitto? E domando, qual è l'asticella oltre la quale la tassazione diventa extra tassazione? Visto che ragioniamo in questi termini. C'è qualcuno che è in grado di dirmi fino a che punto lo Stato può arrivare a spremere i cittadini? No. Perché tra l'altro abbiamo in Costituzione due robe antiliberali. La prima è che non sono ammessi referendum sulle tasse, la seconda è che dobbiamo fare il pareggio di bilancio per Costituzione. Ma dette queste cose qua, c'è qualcuno che è in grado di dirmelo con cosa si profitto? E questo discorso della speculazione. La signora Meloni non riscuote delle accise su questi carburanti? Contro le quali protestava violentemente qualche tempo fa. E la domanda è, e chi è? Non è la prima a speculare sui rincari, visto che le accise sono percentuali del prezzo e che quindi più sale il prezzo più lo Stato incassa? A me pare di sì. E perché non fa una cosa molto elementare? Azzera le accise per questo periodo. Così poi vediamo realmente. Tu lo sai quant'è la tassazione che questo Stato pone su un litro di carburante? Ma cos'era il 70%? 72%. Ecco. Allora, chi è che sta speculando sui carburanti? Ma guarda un po'. Per favore. Sì, non sarebbe male come idea.
Togliamo le accise. Una bella idea, però non l'ha esplicitata Togliamo nessuno. le accise, dopodiché tolte le accise, allora sì vai a verificare le fluttuazioni di prezzo se sono speculative o meno. E siccome ci sono degli articoli del codice civile, senza bisogno di scomodare chissà chi, che dicono che ci vuole una linearità dei prezzi, e poi ci sono le norme del codice penale che parlano di tutti i reati contro il patrimonio, allora facciamo un ragionamento. Dice: ma non posso togliere le accise perché sennò vado in Europa che mi dicono che io ho il deficit eccessivo, eccetera, eccetera. E allora vai in Europa e gli dice alla von der Leyen: Topolina, la situazione è tale per cui qui dobbiamo fare qualcosa. Vogliamo fare che sospendiamo il patto di stabilità come è successo col Covid, visto che la crisi è pesante? Vogliamo fare che io do dei contributi alle imprese per farle lavorare e tu non mi rompi i coglioni con gli aiuti di Stato, come stai facendo, come hai consentito di fare alla Germania? Però no, è facile fare l'appello populista che assomiglia a quello che farebbe la Schlein dicendo: ci sono gli speculatori, con un ministro del Made in Italy che si chiama Alfredo Urz, no Urso, Urz, perché ha nella testa l'economia sovietica. Con 2 S. Sì. Carlo, c'è a proposito di von der Leyen, anche lei ha parlato al Parlamento, quello europeo, a E si è Strasburgo, accorta che 25 anni dopo che serve il nucleare, capito? alla Questa che plenaria. già No, però ha detto 2 cosette, te le giro, poi ti lascio il commento, no? 10 giorni di guerra ci sono costati come europei 3 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili, però sarebbe una stupidaggine, una follia, un errore tornare all'energia russa, perché saremmo ancora più dipendenti, più vulnerabili e più deboli. Noi invece abbiamo una meraviglia che sono le rinnovabili e il nucleare, i cui prezzi sono rimasti invariati negli ultimi 10 giorni. Dopodiché ha difeso strenuamente il meccanismo degli ETS di cui parlavi prima, no? Quello per le emissioni dei gas serra e bla bla bla. Senza l'ETS oggi consumeremmo 100 miliardi di metri cubi di gas in più e saremmo ancora più vulnerabili e dipendenti. Abbiamo quindi bisogno di un ETS modernizzato. Che ne dici? Che siamo in mano a una panica di folli. Cioè, che ti devo dire? Cioè, il ragionamento è: siccome pago tanto, devo consumare meno, e per consumare meno ti ammazzo dalle tasse. Questo è il ragionamento. Ditemi se torna. È una logica di sviluppo questa qui. Certo, però poi noi siamo l'Europa, protagonisti del diritto internazionale. Oh, che meraviglia! Carlo, mi consenti di cambiare argomento? Poi sentiamo le opinioni su questa prima parte lunga della nostra conversazione. Naturalmente sentiremo anche le opinioni di chi ci sta ascoltando, cosa ne pensano, al 340 6709 659 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp. Poi la diretta e con le telefonate in diretta allo 02 92 94 7222, direi tra 5 minuti, dopo la pausa delle 10:30. Però ti volevo chiedere... No, ti volevo chiedere una cosa, ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? La cosa è tornata di attualità sulla scorta delle conclusioni e della conferenza pubblica di presentazione del lavoro intermedio, della relazione intermedia della commissione di inchiesta sulla vicenda di Davide Rossi, no? Che è una persona che tu conoscevi, ci hai raccontato molto da vicino personalmente, hai già detto tanto l'altra volta, però è venuto fuori in sostanza che allora l'omicidio è la conclusione a cui arriva la relazione, peraltro intermedia, appunto, della commissione d'inchiesta bis sulla morte di Davide Rossi. Abbiamo davanti un quadro abbastanza chiaro adesso. Questa persona è stata eliminata perché stava parlando, se si accingeva a parlare con i magistrati. Questo era stato detto già all'epoca, perché lui riteneva che i magistrati avessero inquadrato lui stesso in una maniera che non riteneva corretta. Quindi sì, e poi c'era anche qualche altro aspetto, ma vabbè, diamo per assodato sì, questo. probabilmente c'erano anche altre operazioni per le quali la banca era già sotto indagine all'epoca, no? L'operazione Antonveneta, i derivati, le operazioni finanziarie. Ma se Davide Rossi fosse andato
hanno tutti detto che era uno di quelli che dava del tu a Mussari, uno dei pochi. Sì, anche questa è una puttanata del tuo a Mussari a Siena. E se lui fosse andato dicendo: guardate che noi la banca Anton Venera l'abbiamo comprata perché ci ha obbligato la Banca d'Italia a farlo. E allora l'allora governatore della Banca d'Italia si chiamava Mario Draghi. Che cosa sarebbe successo? Un bel casino. No, ma una domanda che butto lì. Beh, insomma, sarebbe successo un bel casino, diciamolo. E infatti Viola ha fatto di tutto per dirgli: guarda, non ci andare a parlare con i magistrati. Che era l'allora presidente. Era l'allora AD, Amministratore. mandato lì perché era con un compito preciso: evitare quanto più possibile le responsabilità dirette del PD e della sinistra nello scandalo della banca e fare da spione alla procura. Però ci è stato raccontato che Davide Rossi era in buone relazioni con Viola. Beh sì, ma Davide Rossi era in buone relazioni con tutti. Cioè, la cosa stupefacente è che in questo caso non si vuole prendere in considerazione, ma tra l'altro io devo dirti la verità, mi è stato anche detto che io sono un complottista e che quindi di questo caso non me ne devo occupare. Mi fa ridere, perché chi me l'ha detto è uno che da alcuni anni tiene il giornale legato ai complotti del Covid, ma lasciamo perdere. Davide Rossi era il plenipotenziario per quel che riguarda i finanziamenti alla società civile del Monte dei Paschi di Siena. Quindi era uno che non poteva essere odiato da nessuno, perché in maniera più o meno equa distribuiva risorse della più antica banca del mondo, terza banca d'Italia, probabilmente 10ª, 12ª per dimensioni in Europa, a chiunque avesse un progetto degno di questo nome. Come faceva ad essere odiato? Altra domanda. David Rossi ha cominciato la sua carriera di, diciamo così, comunicatore istituzionale con Piccini, sindaco di Siena. Quale Piccini diventa poi uno degli esponenti di punta del Monte dei Paschi di Siena, ed è al seguito di Piccini che David Rossi arriva, dopo aver sciolto l'agenzia che aveva insieme a David Taddei nel Monte dei Paschi di Siena, e sale alla direzione delle pubbliche relazioni del Monte e comunicazioni istituzionali. Quindi David Rossi è, fra virgolette, un uomo di popolo a Siena, ed ha per costituzione sua, oltre ad essere un personaggio particolarmente schivo, nel senso che non si faceva coinvolgere in un mondo di ricchi premi e cotillon, che pure all'ombra del Monte dei Paschi c'era ed ha molto prosperato, e probabilmente di cui hanno approfittato anche alcuni magistrati. Era tutto questo David. È stato raccontato e dipinto come una specie di kingmakers nascosto, che aveva chissà quante rame dietro di sé, che non è assolutamente vero, non corrisponde né alla figura di Davide né al lavoro che faceva David. Davide era uno che andava, per dirtene una, con i vignaioli di Montalcino, e se gli veniva sottoposto un progetto di promozione interessante per il Brunello, visto che l'80% delle cantine del Brunello sono clienti del Monte dei Paschi, lo approvava e lo finanziava. Questo era il mestiere di Davide Rossi, ragazzi. Carlo, ti devo fermare. Vabbè. Un attimo solo, poi però riprendiamo da qui. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione, bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro GastroFree a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di GastroFree. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda. Carlo, stavi parlando della... Una cosa, non c'è direttore di giornale, di televisione, non c'è agenzia di pubblicità, concessionaria dei massimi livelli, da quelle della Rai passando per Cairo fino ad arrivare a tutto quello che vuoi, che non abbia avuto a che fare con Davide Rossi e non abbia pietito finanziamenti da Davide Rossi. Ma c'è qualcuno che si ricorda che uno dei maggiori debitori del Monte dei Paschi di Siena era Silvio Berlusconi? C'è qualcuno che si ricorda che la Santanchè ha preso soldi a cappelle, ovviamente tutto regolare, per l'amor di Dio, dal Monte dei Paschi di Siena, e che questi investimenti, soprattutto nel settore editoria, passavano da un preventivo exeat positivo di Davide Rossi? Allora è possibile che tutta questa massa di persone che hanno girato nell'ufficio di Davide Rossi, hanno avuto favori da Davide Rossi, hanno condiviso scelte con Davide Rossi, oggi non si indignino per quello che viene fuori? No, infatti... Ma è possibile che a nessuno gli venga in mente che ci sono state delle omissioni spaventose nell'inchiesta fatta dalla Procura di Siena? Ecco, questo è un punto molto interessante, quello che hai toccato, Carlo, perché rompono le palle su Garlasco. Ascolta, lì volevo arrivare. E la Bortolozzi e Garlasco e tutto il resto, però sul fatto che ci sia una procura che poteva capire in 13 minuti che quello era stato ammazzato e ci ha messo 13 anni per arrivare... No, che gli è stato detto che è stato ammazzato. C'è una perizia che arriva in procura 20 giorni dopo dell'ingegnere, non mi ricordo come si chiama, Scafati, sì, che dice l'hanno ammazzato perché l'hanno buttato giù così. Ecco, a fronte di tutto e dopo 13 anni, attenzione, a fronte di tutto... Ti faccio presente che nonostante la procura, nonostante la commissione bis d'inchiesta abbia trasmesso tutti gli atti alla procura, la procura il fascicolo ancora non l'ha riaperto. Appunto, ha chiesto gli atti, ma non sta riaprendo niente, e tantomeno sotto l'ipotesi di omicidio. Però nel frattempo sono state indagate la moglie di Davide Rossi, Antonella Tognazzi. È andata a processo. È andata a processo, è stata indagata ed è andata a processo, poi è stata assolta. E sono sotto indagine i giornalisti, alcuni giornalisti, no? Quelli delle Iene in primo luogo, compreso l'autore, parenti, eccetera, e altri. Con me ci hanno provato, io andai al suo procuratore e gli dissi: oh, Topolino, se ci provi, guerra fino alla fine. Ecco, allora, a fronte di tutto questo, con una procura che per 2 volte, 3, 4, 5, infinite volte trascura... Con i procuratori con alcuni PM finiti sotto inchiesta, però ovviamente secondo quello che vuole
la vulgata del CSM non sono intoccabili, un motivo in più per andare a votare e votare sì. Andiamo avanti, vai. Ecco, perché appunto questo argomento non viene usato per dare corpo alla campagna referendaria in maniera sostanziosa, no? La Bartolozzi e Garlasco. Non so se mi spiego. Perché la ragione, secondo me, è che tutti gli editori e tutte le concessionarie di pubblicità hanno avuto a che fare con David Rossi. E se si riapre il E perché caso, non ne vogliono parlare? non ne voglio parlare per questo motivo. Perché se Perché riapre hanno il degli caso, altarini da tenere segreti? perché se riapre il caso David Rossi fino in fondo, poi magari a qualcuno gli viene in mente di cioè fai vedere che cosa passava dall'ufficio di David Rossi. E siccome è vero che molti reati si prescrivono velocissimamente, ma altri no, e comunque non è mai un bel vedere scoprire che la concessionaria tale ha chiesto quegli affidamenti in cambio di creare buona stampa per il Monte dei Paschi. Non ti dimenticare come fu raccontato l'acquisto di Anton Veneto da parte del Monte dei Paschi, perché a me piacerebbe fare questo pezzo, andare a rileggere tutti i titoli della stampa nazionale, anche di quella proprio iper paludata, dai De Bortoli in giù per capirci, quando Mussari compra la Anton Veneto dal Banco Santander pagandola una cifra che non stava né in cielo né in terra. Mi piacerebbe rileggere quegli articoli e leggere le dichiarazioni del signor Mario Draghi in quell'occasione. Certo che chi tocca Draghi rischia forte. Ho scritto, non sto raccontando cose che non conosco. Ed è chiaro che se si riparla di David Rossi, magari qualche dissonanza si avverte. Un motivo in più per considerare immonda questa storia e oscena. Comunque, Carlo... Però non ti devi occupare di complotti. No, assolutamente, questi sono complotti, vero? I fatti li chiamano complotti. A seconda di quali fatti, però, perché certuni fatti sono fatti, certuni altri fatti sono complotti, giusto? Esatto, giusto. Allora, Carlo, ti comincio a girare qualche messaggio, poi apriamo anche le linee. Ringrazio Francesco in regia, linee aperte per chi volesse intervenire in diretta allo 02 92 94 72 22. Ci scriveva Walter, ma non abbiamo il tetto al prezzo del gas. Hanno rotto per mesi Draghi Docet sul nulla facendo. Il tetto al prezzo del gas. Non esiste, non c'è, è come Mister Prezzi. Mister Prezzi, è vero che hai tirato fuori una roba che della quale mi ero dimenticato. È un ircocervo, una di quelle come che posso dire, figure mitologiche che albergano nel nostro Stato. Allora, Dario, non è che per caso la guerra con l'Iran nasce anche dal fatto che gli Stati Uniti hanno debito pubblico e privato più alto del mondo, sempre meno paesi vogliono comprare i loro titoli e per mantenere... Non è assolutamente, questa puttanata qui dove l'hai letta? Non lo so. Non voglio comprare solo titoli. No, lo chiedo all'ascoltatore. Per mantenere l'attuale tenore di vita devono controllare o sottrarre risorse naturali, come per esempio in Venezuela. Ovunque gli americani sono intervenuti militarmente hanno lasciato morti, instabilità e disordine, perché dovrebbe essere diverso. Una volta c'era Radio Libertà, si chiama anche Radio Padania, a dire il vero, e Libera, che aveva tra le sue missioni la difesa dell'autodeterminazione dei popoli. Oggi invece sembra che voi finiate per difendere gli aggressori e questo è deludente. Scrive Dario. Cioè, fammi capire, secondo te il popolo iraniano è autodeterminato? Sì, infatti, molto autodeterminato, si è visto. Bravo, Dario, bravo, hai capito tutto, complimenti. Gianluca, non esiste la speculazione. Se c'è una guerra, se hai in casa un chilo di mele pagate 10 lire e poi il prodotto scarseggia, il prezzo sale. Dunque, se volessi vendere le mie mele, il prezzo potrebbe raddoppiare. È sempre incontro tra domanda e offerta nella misura delle disponibilità. Però il fattore accise di cui si parlava poco fa taglierebbe la testa a tutti i tori. ETS, mi sa che qualcuno ha bisogno di un TSO più che altro, scrive Lorenzo. E ancora Luciana da Muggiò, qual è la strada per far incontrare il grande Carlo Cambi al cospetto della Presidente del Coniglio, inducendola ad ascoltare una sua lezione che le tornerebbe super utile? Questo scrive Luciana. E ancora tra i messaggi,
ci saluta Carlo e scrive: se Davide Rossi fosse andato dai magistrati a parlare di Banca d'Italia e Draghi, cosa sarebbe successo? Niente, perché quale giornale o TG ne avrebbe parlato? Questo è un messaggio delle 10:30. Anche questa è una domanda forse legittima, no Sì, Carlo? vabbè, mi sembra che abbia una parte di ragione il nostro Infatti, ascoltatore. con tutto il Ma non rispetto, niente vieta però che il nostro compito sarebbe quello di comunque andare a cercare la verità. vorrei far presente che in Cina è l'anno del cavallo e non del serpente, scrive il nostro ascoltatore. Ci sono 3 telefonate, le passiamo in fila. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Io sento che c'è qualcuno. Pronto? 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 Buongiorno, è in onda. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Prima di tutto volevo sempre, come al solito, fare i complimenti per la trasmissione, ma è scontato. No, insomma, volevo solo mica tanto scontato. riportarvi... Indubbiamente. Volevo solo dare uno spunto alla discussione molto interessante che avete fatto sulla guerra con l'Iran. Perché alcuni dei soci della mia società sono israeliani e parliamo spesso della situazione e delle varie implicazioni. E una cosa che non viene molto spesso citata è che questa guerra, e specialmente le relazioni, quelle non visibili più che quelle visibili, fra Israele e Arabia Saudita, sono molto importanti per il prossimo futuro, specialmente se l'Iran continua con questa postura di tanto peggio, tanto meglio. Una delle importanti, diciamo così, uno dei importanti sottoprogetti degli accordi di Abramo prevedeva a suo tempo, una volta che le relazioni fra Arabia Saudita e Israele fossero state normalizzate, la creazione di un oleodotto che portasse, costeggiando Aqaba in Giordania, direttamente a Eilat, passando il piccolo tratto di Mar Rosso, e portasse a un terminal petrolifero direttamente nel Mediterraneo, cosa che, associata ai terminali che già adesso l'Arabia Saudita ha a Yanbu nel nord della costa del Mar Rosso, avrebbe reso non completamente, ma di fatto quasi indipendente l'Arabia Saudita dallo stretto di Hormuz. E secondo molti dei miei amici israeliani, questa è stata anche una delle motivazioni sotto traccia che l'Iran aveva preso in considerazione nel di fatto istigare il 7 ottobre e i relativi massacri. Niente, era solo grazie. un contributo. Interessante, molto interessante. Vi faccio complimenti perché fa parte di quel ragionamento che facevamo prima delle relazioni diciamo così, dell'internazionale sunnita, io lo dico per semplicità di linguaggio. Effettivamente l'Iran aveva paura della saldatura di un'alleanza economico-strategica fra Israele e l'internazionale sunnita che l'avrebbe tagliata fuori totalmente dal controllo dell'area. Quindi, come vedete, l'autodeterminazione dei popoli non c'entra una cippa lippa. Sì, era l'approfondimento e la concretizzazione dei patti di Abramo, in sostanza, no? Sì, ma che si sa che avevano quello scopo, Sì. cioè che hanno quello scopo. Beh, l'Europa dovrebbe gioire di quello. Comunque... Appunto, ma la cosa buffa è che abbiamo tutto da guadagnare da una stabilizzazione del Medio Oriente in mano a Israele, che oggettivamente è l'unica democrazia di quell'area, e dovremmo pure essere contenti di una cosa, che la dubaizzazione del mondo islamico, i quali cominciano ad apprezzare tutte le mollezze dell'Occidente che vanno dalla, diciamo così, dalla frequentazione sessuale frequente al tabacco, al lusso, alle borse, eccetera, eccetera, perché ci dovreste andare a Dubai per capire che cosa significa. Dubai è la più grande ipocrisia esistente al mondo. Gli arabi ricchi a Dubai trasgrediscono il Corano in una maniera esplicita e hanno capito che per vivere meglio
non sono le 50 vergini promesse nel dopo martirio, sono meglio 10 puttane in vita sulla terra. sulla terra. E quindi tutto sommato questa occidentalizzazione, se volete consumistica e per molti versi disperante, però favorisce un ammorbidimento dello schema totalitario, e tutto questo per gli iraniani è intollerabile, mentre per noi europei, e in particolare per gli italiani, dovrebbe essere momento di assoluta gioia, certo, perché è in quel contesto che vendi la tua roba, ok? Carlo, abbiamo 2 telefonate in attesa, chiedo scusa per l'attesa lunga, le dovevo passare subito. C'è una concentrazione da Lamborghini a Dubai che sono più dei monopattini da noi. Piazza San Babila, non so se è chiaro. Allora, sentiamo le 2 telefonate. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Gino. Cerco di essere breve. Tre constatazioni. La prima sulla banca del Monte dei Paschi di Siena. Se ricordo bene c'era qualcuno del PD che gioiva: finalmente abbiamo anche noi una nostra banca. Questa è la prima. Ora non ricordo bene chi fosse, però c'era qualcuno che gioiva su questa banca. Poi la seconda constatazione, l'ho sentita questa mattina, un'avvocatessa, premio Nobel, che ha detto: ma noi vogliamo la democrazia, se non ci sono gli americani che vanno lì lanciano le bombe o fanno la guerra con gli israeliani, come facciamo noi ad avere la democrazia? Ma voi in Italia l'avete avuta nel 45. Nel 45 gli americani, per farvi avere la democrazia, hanno dovuto bombardare, altrimenti fare la guerra, altrimenti non l'avreste avuta. La terza constatazione, questo mi ha smontato completamente. Il diritto internazionale, ha detto bene il dottor Cambi, il 72% della popolazione vive sotto dittatura. Ma di che diritto stanno a parlare questi? Grazie mille a lei. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sono Marco da Mantova, ciao. Buongiorno Marco. Radio Libertà è una ricchezza e Carlo Cambi è la ciliegina sulla torta. 2 considerazioni veloci. La prima riguarda il problema iraniano. L'Iran atomico è un problema perché non è un potere laico, è un potere religioso, e si sono autoinvestiti del diritto di eliminare Israele. Ok? La seconda cosa me la sono dimenticata, quindi lascio spazio agli altri. Va bene. Ciao a tutti e grazie. Grazie Marco. Allora ti lascio la parola brevemente. Abbiamo una banca, era Fassino, con la Unipol BNL, no? Esatto, non c'entra nulla con il Monte dei Paschi, o meglio c'entra molto perché il PD ha munto il Monte dei Paschi oltre ogni limite, ma non solo, il PD per la verità. Allora, la dichiarazione testuale di Shirin Ebadi, premio Nobel nel 2003 per la pace, avvocatessa in esilio a Londra ormai da mezzo secolo, è: anche in Italia, per sconfiggere il nazifascismo, servirono le bombe degli alleati. E la sua affermazione è: senza l'intervento americano noi non saremo in grado di liberarci. Quindi, cara sinistra europea, come hai combattuto il nazismo utilizzando la forza degli americani, sappi che noi iraniani stiamo combattendo il nazismo teocratico grazie alle bombe americane. Di fronte a questa dichiarazione sono ammissibili il distinguo e il dire, come dice il nostro monarca repubblicano, e la sua a questo punto cameriera, nel senso non di cameriera di servezza, ma di attaccata alla Camera, Giorgia Meloni, che il diritto internazionale è stato violato? No, domando. Sempre poi avendo presente quella cosa, che tu devi trarne delle conseguenze da quella frase lì, se no cosa la pronunci a fare?
trai le conseguenze però, o sbaglio? Però se No, Carlo, invece è fumo negli occhi tutta sta roba qua. fai una bella cosa, chiami Trump e gli dici: caro Trump, Sei uno tu sei stronzo, hai sbagliato porco, tutto. Noi non ci stiamo più, usciamo dalla NATO, perché poi la conseguenza è quella, non è NATO, Appunto, se no è un bla bla bla. E il bla 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 non ci serve tanto, mi pare, in nessun campo ormai. Abbiamo, Carlo, un messaggio audio via WhatsApp, lo ascoltiamo al volo, lo mandiamo subito. Buongiorno, non credo che c'entri molto con con gli argomenti di oggi, ma adesso con questa intelligenza artificiale, con queste immagini artificiali che di fatto riproducono delle realtà che sono estremamente plausibili ma false, come si fa a distinguere il vero dal falso? Perché già si manipolavano le immagini vere, ma adesso si può fare qualunque cosa. E questo non può essere però comunque un'arma a doppio taglio, nel senso che poi uno non crede più a niente. Buongiorno, grazie. Allora Carlo, a me pare, la butto là, mi pare che se uno però usa quella cosetta che ci abbiamo dentro la scatola cranica che si chiama cervello, qualcosa di simile alla realtà riusciamo a mantenerlo nella nostra analisi. Magari ci fai un po' più fatica, però se lo usi bene ci arrivi comunque alla realtà. A parte che dal punto di vista tecnico si può capire se è frutto di IA o no, però ti rimando alla notizia che ho letto su Italia Oggi. Se solo il 5% frequenta il liceo classico, rispetto all'intelligenza artificiale non c'è riparo. Dall'intelligenza artificiale ti difendi in un modo solo, utilizzando l'intelligenza umana dotata di capacità critica, appunto. Allora, grazie a Graziella che spende un messaggio via WhatsApp di elogio per entrambi noi e noi ne godiamo. Dopodiché, d'accordissimo con Marco, scrive Paolo Collenghi, e abbiamo un altro audio messaggio di 20 secondi e poi una telefonata che passiamo subito dopo il messaggio. La seduta è ripresa. Una domanda. Ma l'elenco avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere... Scusate, avevo la web TV del Senato aperta, adesso la chiudo e torno brevemente al nostro messaggio. Buongiorno caro, una domanda. Ma l'elenco dei creditori del Monte dei Paschi di Siena? Mi sembra che non sia stata data la possibilità di conoscerli con anche gli importi dei crediti che avevano nei confronti del Monte dei Paschi. È vero o non è vero? A me sembra di sì, grazie. L'elenco dei creditori. Un segretario della Banca d'Italia. Allora, abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Caro Fabrizio, buongiorno. Sì, allora gli argomenti sono tantissimi e non se ne finirebbe più, ma io volevo partire dal fatto che noi siamo sempre soggetti, prima di prendere decisioni, a chiedere autorizzazioni alla Comunità Europea, all'Unione Europea. Ma noi dovremmo fare un bilancio una volta ogni tanto per vedere che benefici e invece che problemi ci ha dato il fatto di aderire completamente sempre all'Unione Europea, alle sue decisioni. Perché se partiamo dal 2000 e venendo avanti abbiamo un paese dove il reddito è sempre rimasto stabile, se non siamo diventati anche più poveri. Abbiamo subito un processo di deindustrializzazione pauroso. Nell'agricoltura dobbiamo sempre subire i diktat dell'Europa che ci dà limiti alla pesca, limiti alla coltivazione. Nell'agricoltura, per esempio, dobbiamo assistere impotenti all'importazione di prodotti che facciamo anche noi in Italia. Non lo so, noi continuiamo anche adesso in questa crisi, la Meloni deve chiedere all'Europa sulla questione dell'energia, come facciamo coi prezzi, autorizzazioni, ma di cosa? Cioè non possiamo usare il carbone, la Germania lo usa sempre, la Polonia lo usa sempre, ma noi cosa siamo lì a fare, voglio dire, cioè sempre a subire? Io non lo so, vi saluto. Bene, non ho capito se c'è un'altra chiamata, sì. Passiamole tutte in fila perché tanto abbiamo adesso 4 minuti scarsi. Una è caduta, è stata chiusa, non so se ce n'è un'altra, no. Quindi Carlo ti lascio subito la parola. Sai, tanto il nostro amico di Sabbio Chiese lo abbraccio perché ci porta sempre sul terreno della praticità. Il tema c'è, ma il tema non è alla paragone di Italexit, che non ce la possiamo permettere. Il tema è cambiare i connotati dell'Europa. Ma sai, se tu hai dato luogo a un raggruppamento che si chiamava ECR, che doveva contrastare la von der Leyen, poi piano piano ti sei fatta assorbire dalla maggioranza Ursula e invece di rompergli le scatole, per esempio sul Mercosur, lo firmi
perché non vuoi disturbare il tuo commissario europeo che si chiama Raffaele Fitto, che ti deve dare la proroga del PNRR, poi fai fatica a fare i ragionamenti che fai tu. Carlo, 2 cosette veloci prima di salutarci. La prima, ti sta appassionando la campagna referendaria per il referendum giustizia? Sì, perché io sono un giurista, non un giurista, scusate. Sì, perché io ho una formazione giuridica e spero di veder concluso il lavoro cominciato da Vassalli nell'88 e di eliminare dall'articolazione statale del mio paese ogni residuo di cultura fascista. E per questo voto sì. Poi, tra l'altro, mi sembra uno dei pochi casi in cui un referendum abbia un valore molto, molto elevato, molto forte e sia anche chiaro, tutto sommato. Il problema è che la signora Meloni e quelli che governano con lei, con la paura che la sconfitta fosse una sconfitta politica, si sono svegliati tardi a fare campagna per il sì. Sono anche molto convinto, e lo dico apertamente, e poi vedrai che i risultati forse ci daranno ragione. 2 cose. Uno, che siccome la riforma della giustizia era una roba berlusconiana e che sta molto a cuore a Forza Italia, gli altri di governo, tutto sommato, se Forza Italia prende una bastonata non gli dispiace. Seconda cosa, che molti dei cespugli del centrodestra, penso ai partitini piccoli che girano intorno al centrodestra, non sarebbero dispiaciuti di una sconfitta del sì, perché in questo modo sperano di condizionare lo strapotere della Meloni. Non hanno capito una cosa, che se vince il no, noi per 30 anni viviamo come in Iran, sotto la casta dei magistrati. Allora, 2 minuti scarsi, una telefonata e poi ti chiedo in sintesi, prima di salutarci, Carlo, secondo te che partita si sta giocando intorno a Nathan Trevelyan e a Catherine Birmingham, che sono il papà e la mamma dei cosiddetti bimbi del bosco, che è una definizione che mi fa schifo, però per capirci. C'è la telefonata però, pronto? Pronto? Ehi là, buongiorno. Oh, nate i cuori! Finalmente, guarda, quando parliamo di tanti avvenimenti, tante cose, la gente non capisce l'importanza della cosa del momento. Finalmente l'ultima cosa che ha detto adesso Cercambi, la cosa fondamentale, se non vince sì, ci teniamo 30 anni, siamo ancora qua a piangerci addosso con patrimoniali, tasse, ma dove vogliamo andare a finire? Sto paese qua è nato assistenzialista, non abbiamo mai avuto la democrazia piena noi, veniamo da una dittatura e quindi in qualche modo anche quando c'era la DC e il PC si scambiavano i favori, capite? Grazie Nicola, grazie Nicola da Padova, grazie, sei un mito di questa radio, ormai oltre il bene e oltre il male. Sì, ma gli hanno messo Vai Nicola, ti saluto perché sono le 10:59, grazie del tuo intervento, tu sei oltre il bene e oltre il male, per dirla con Carlo Federico Nietzsche. Sì, l'hanno messo sotto processo! Basta, grazie Nicola, un abbraccio forte. Carlo, il tuo parere sui coniugi Trevelyan Birmingham? Perché io ho la sensazione che quella partita lì sia proprio brutta, schifosa. Quella partita lì è schifosa, dovrebbe portare tutti a votare sì, perché è la dimostrazione evidente che viviamo in uno stato dove le libertà personali sono condizionate dall'ideologia burocratica. Invito a considerare che siamo figli della cultura leninista che così recitava: la famiglia è il primo nucleo del capitalismo, disgregare la famiglia è indispensabile per battere il capitalismo. Ma chi glielo fa fare a sti 2 coniugi di rimanere in questo paese? Beh, glielo fa fare una cosa sola, che non avendo la patria potestà non si possono portare via i bambini. E infatti, come avrei visto, fa di tutto per evitare di restituirgli la patria potestà in televisione. Gente che dice, per l'amor di Dio, in maniera molto ragionevole, potevano aiutare in un percorso magari di scolarizzazione, di vaccinazioni, eccetera, eccetera, per tenerli in linea con le leggi dello Stato italiano, ma senza togliergli la patria potestà e senza devastare il nucleo. Ma se tu fai questo,
gli lasci la patria potestà, questi che vedono contrastato il loro stile di vita, non si capisce con quale diritto lo Stato poi decida che cosa è buono e che cosa è sbagliato, pigliavano baracche e burattini e se ne andavano. Adesso non posso fare nulla perché sono ostaggi delle assistenze. Che roba schifosa, che roba schifosa. Carlo, grazie. Ma che faccio io è, Salvini, invece di esprimere solidarietà, eccetera, ma perché non chiama la Lega a una manifestazione nazionale di protesta all'Aquila per assediare quel tribunale di Ma se non ho capito ci deve scendere là, no? Direttamente. Sì, ho capito, ma ce l'ha lui. Il problema è fare una sollevazione delle famiglie italiane contro una barbarie che prima ancora che giuridica è filosofica. Carlo, dobbiamo troncarla qua. Io ti saluto, ti ringrazio, grazie a tutti. Anche Frida si è svegliata con le grida di Nicola. Anche Frida si è svegliata. Grazie. Caro mio, lei è veramente un cardinale di Santa Romana Chiesa, perché di fronte alle verità scomode me ne fuggo. fa calare la censura. Me ne fuggo e censuro. Sto scherzando. Grazie Carlo, un abbraccio, grazie davvero. Ciao, un saluto bello. a tutti. Un bacione a Frida, ciao. Grazie, e tra poco Semivarin. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.